Mario Ortioli scrisse un bellissimo pezzo con il quale appunto diceva che Cigognetti si rapporta al suo pubblico andandolo a cercare, ma però lasciandolo completamente libero nel godere del suo dipingere, della sua opera. E sono passati quasi 50 anni e entriamo nel cuore del lavoro di Cigognetti, perché lui si definisce un artista realista, cioè che guarda la realtà al di fuori e oltre qualsiasi etichetta di surrealismo metafisico o quant'altro. Lui guarda la realtà e nelle sue opere molti particolari, se non tutti i particolari, i dettagli sono realistici, sono definiti con un desiderio di riproporre il vero assoluto. È la composizione che poi diventa altra e quindi uno ci vede il surrealismo, uno ci vede la metafisica, uno ci vede il sogno, ci vede quello che vuole. Ecco, quindi la sublimazione della realtà per Cigognetti è questa: partire da elementi reali per poi comporre un discorso tutto suo, tutto proprio, perché lui dipinge per se stesso, ama dire. Io ho cominciato a dipingere che non avevo ancora 15 anni e sono partito da una pittura della realtà. Poi negli anni, oltre a aver insegnato analisi chimica all'ITES di Manto, aver fatto tenore professionista anche in vari teatri, anche all'Arena di Verona, poi ho creato gioielli, poi ho lavorato con lo studente in scavi archeologici, poi ho fatto libri di poesie e di racconti, restauro oggetti e mobili antichi di cui sono collezionista e ogni tanto appunto tornavo alla mia arte pittorica e ho provato tantissime tecniche informali, moderne, più moderne. Poi gira e rigira sono tornato a quello che Vittorio Sgarbi, quando è venuto a casa mia più volte, ha definito un iperrealismo in chiave surreale metafisica. E così si vede che proprio la mia natura è portata verso questo tipo di pittura. La mostra, inaugurata oggi, rimane aperta, escluso il lunedì come in tutti i musei, fino al giorno domenica 14 luglio, dalle 10 alle 12:30 il mattino e dalle 15 alle 18 il pomeriggio.